Salve a tutti, ben ritornati sul canale. Oggi vi portiamo a San Salvatore, il mitico paesino dove girava i film Sergio Leone e c'erano i vecchi film western. Infatti guardate un po' come il paesino, non c'è asfalto, non c'è niente. Ecco il saloon sulla sinistra. Abraxas. Abraxas, trattoria, questo è il saloon. Benvenuti nel vecchio West. Quello deve essere un gatto indiano della tribù degli Apache. Devi fare wow wow Wow, wow. Questa è la piazza dove c'erano tutte le scorribande dei messicani, degli indiani nei film di Sergio Leone. Qua succedevano le sparatorie, duelli, mezzogiorno di fuoco. Andiamo a cercare la statua. Ecco, io non vi ho portato a San Salvatore per vedere solo il paesino, ovviamente, no? Ma vi ho portato per vedere questa bellezza qua archeologica. Indovinate tutti di che cosa si tratta? Avete qualche secondo di tempo, intanto che mi avvicino là. Dome e Cubas, edificio termale del III-IV secolo d.C. Questi sono i ruderi di questo edificio termale. Infatti questi sono le fondamenta. E qua c'è anche una bellissima statua di Gesù, San Salvatore. Siamo già usciti da San Salvatore, piccolissimo come paese. Siamo arrivati a Isarutas. Il mare è fantastico oggi. Questa parte non fa riprendere perché c'è il sole, quindi vediamo da questa parte. Allora, quell'isola che vedete laggiù in fondo, quella è l'isola di Mal di Ventre. Mentre non so se si riesce a vedere col cellulare, c'è un isolotto laggiù che non so come si chiama. Come si chiama quell'isolotto?